Eccoci qua, come ben sapete, cambio di ospite, ma la tematica è sempre quella. Un saluto quindi e un ringraziamento perché era in quel di Caorle, ho veramente scomodato questa sera tutti per naturalmente voi cari telespettatori, la dottoressa Tiziana Agostini, filologa e ho sottolineato insomma ex assessore alla cultura di Venezia. Certo. Grazie di essere qua, Grazie insomma a voi è per far dell'invito. capire lo spessore dell'ospite, non chiamo gente qualsiasi. Allora mi ha portato anche appunti di etnografia veneziana, firmato proprio da Tiziana Agostini. La tematica la conoscete e anche lei voglio che naturalmente capisca qual è il titolo. Di Venezia parlino i veneziani, insomma. Quindi cosa non sappiamo? Qual è la sua Venezia? Qual è la Venezia che noi non conosciamo? Noi prima abbiamo parlato un pochino di varie problematiche. Io ho chiesto ma com'è possibile che c'era la flotta più importante del bacino mediterraneo e ce la siamo persa? Perché era una città dove tutto era congeniale, dove tutto era pensato per il cittadino, perché la ricchezza era ripartita e adesso non è più così, perché stampavate, che ne so, il Corano nella città, nella capitale, scusate, nella capitale, nella nazione dello Stato Pontificio, e adesso la boccettina con la neve di Piazza San Marco made in Cina, e Piazza San Marco e pochi altri monumenti e stop. Perché qualcuno si permette in televisione di raccontare poi sempre le stesse trite e ritrite e non ascolta invece la vostra voce? A lei la parola. Allora, una serie di domande difficili da riassumere con poche parole. Proviamo a metterla un po' in fila la questione. La prima questione è che si parla di Venezia e non si parla dei veneziani e credo che il punto di partenza sia esattamente questo, cioè questo manipolo ormai di persone che resistono e che hanno la responsabilità, che avvertono totalmente però, di mantenere quella che è stata la grande eredità della Serenissima, che vuol dire uno Stato dove ognuno poteva insediarsi a Venezia per produrre, stando alle regole del gioco e avendo delle opportunità straordinarie. Uno Stato dove l'impresa era gradita, dove la novità era ricercata e dove un sano pragmatismo consentiva alla Repubblica di commerciare con tutto il mondo. Quindi un pragmatismo persino eccessivo è stato giudicato se vogliamo, ma consentiva per esempio di aprire la piazza ad Aleppo, prima località dell'impero ottomano, dopo la presa di Costantinopoli. Consentiva a Marco Polo di andare in Cina e di riportare dalla Cina una via diretta di commercio. I veneziani erano un popolo curioso, appassionato, che aveva molto rispetto della cultura, ma aveva anche una visione dinamica della vita. Non a caso è l'unico posto al mondo dove i nobili lavorano. Quindi il privilegio non era quello di stare senza far niente, ma il privilegio, quindi il tratto distintivo, potremmo dire, era quello di darsi da fare o per seguire gli interessi della famiglia oppure per seguire gli interessi della Repubblica. Quindi la Repubblica riguardava tutti e l'impegno per la Repubblica, sia di quella ristretta oligarchia che si determina dopo il 1300, sia i cittadini, concorrevano al bene pubblico e chi trasgrediva veniva immediatamente punito. Quindi una giustizia veloce. Dottoressa, trasgredisco solo un istante, avevo promesso di non finire sui luoghi comuni, però vorrei sbugiardare se effettivamente è così. Qualcuno mi ha insegnato, guardate che la questione di Casanova è una farsa, è uscito pagando il carceriere e i nobili, non è vero che stavano come erano state descritte sere fa le galere, ma avevano tranquillamente i cibi e tutti gli usi e costumi della nobiltà. È così una sciocchezza? Allora, Casanova era un grande personaggio ed è evidente che per uscire dai piombi qualche aiuto bisognava averlo. Però allo stesso tempo Casanova, nonostante fosse stato un gran personaggio, comunque aveva sentito il peso della giustizia veneziana e questo mi sembra importante. Cioè capire con chi si ha a che fare, chi si ha di fronte, dove si deve esercitare un pugno fermo, dove invece la giustizia deve mostrarsi, non dico indulgente, ma tener conto anche di quelle che sono le ragioni di Stato. Cosa significa appunti di etnografia veneziana? Cioè proprio le origini della grafia, della scrittura, i primi tratti? No, in realtà io mi sono divertita proprio perché insomma è tutta la vita che studio Venezia e soprattutto gli ultimi anni
sono stati entusiasmanti per capire e entrare nelle necessità di Venezia, perché quando uno amministra una città di quel genere deve anche cercare delle risposte positive. No, lo studio, l'etnia è il gruppo. Esatto. L'etnia è il gruppo, e quindi provare a raccontare quelli che sono gli usi e costumi dei veneziani di oggi, che risentono di questa lunghissima storia di cui dicevamo prima, che risentono anche di un senso di marginalità determinato da ragioni oggettive, perché l'Austria ha ucciso letteralmente l'economia veneziana, e allo stesso tempo potremmo dire i Savoia hanno marginalizzato la città di Venezia. Quindi quando diciamo ma perché la Serenissima nel 1300 dominava il Mediterraneo, perché il veneziano addirittura era la lingua dei commerci a livello internazionale, che cosa è successo dopo? Beh, ci sono fatti storici precisi. Per esempio l'editoria, la capitale mondiale dell'editoria, la stampa moderna nasce a Venezia, l'italiano nasce a Venezia per ragioni prettamente di omogeneità Qui ce la stiamo editoriale. un po' litigando un po' tutti, tra Lombardia, Toscana e Venezia ce la stiamo litigando. No, allora, tra chi parla di Dante, io del Manzoni e voi... No, allora io parlo di una questione economica. Sì. L'industria della stampa. L'industria della stampa viene messa appunto a Venezia. Ho rimarcato il fatto prima della traduzione del Corano, quindi figuriamoci, in tutta Europa, siamo partiti con Gutenberg, però poi... No, ma il divertente è che è Venezia che decide, nella figura di Pietro Bembo, che la lingua italiana è il fiorentino di Petrarca e di Boccaccio, perché lì c'è un modello certo e quindi tutti si possono adeguare. Oggi gli scrittori fortunati sono quelli che scrivono in inglese, perché hanno un mercato straordinario. Evidentemente l'inglese è una lingua veicolare. Per molto ancora? Visto che secondo me l'arabo, il cinese e il russo prevaricano, almeno ultimamente? Per un po' ci sarà ancora l'inglese, e anche i cinesi stanno studiando l'inglese. Gli indiani parlano, le classi colte indiane, e gran parte degli indiani parlano inglese. Anche Renzi so che parla l'inglese. Poi ha risentito degli influssi veneziani, per cui è diventata una salsa un po'... Mi perdoni sia Renzi che insomma spero di non offendere, una battuta, perché ho visto proprio in rete... ci siamo tutti un po' divertiti, un po' preoccupati. Il primo sommario in inglese era solo... Diciamo che era un po' stanco. Okay. No, ma voglio dire, poi quando arriva... Cosa bisogna sapere di Venezia? Torniamo proprio, perché adesso l'ho un po' depistata io con la mia battutaccia. Bisogna sapere che la grandezza di Venezia è nata da un senso di imprenditoria precisa, che hanno ereditato i nostri imprenditori del Veneto, che non c'è più... nella città, non c'è troppo, o si è un po', insomma, si è ridotto nella città d'acqua. Quindi l'imprenditoria, il gusto della scoperta, l'assenza di pregiudizi, per cui per fare affari, come dicono gli inglesi, business is business. Quindi per fare affari, loro facevano affari con tutti potevano venire a Venezia a fare i loro affari, naturalmente venivano controllati dalla Serenissima, c'erano i fondaci dove venivano portate le merci, e lì si può... Quindi questa è la forza di Venezia. C'è un'altra zona, un'altra area di cultura molto importante, il famoso ghetto. Allora, il ghetto è l'invenzione dei veneziani, che è una cosa triste, esatto, e allo stesso positivo e negativo. E allo stesso tempo però triste, perché lo diciamo subito, insomma, segregare delle persone non è mai accettabile. Non è una scelta giusta. Però teniamo presente che pochi anni, del ghetto si ricorderanno i 500 anni nel 2016, perché il ghetto viene aperto nel 1516. E il ghetto però consente agli ebrei quantomeno di essere al sicuro, magari purtroppo preservando anche la loro cultura, limitati nella libertà, però lì possono rimanere. Ricordiamo che pochi anni prima, per la precisione nel 1492, nella Spagna riunificata da Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, gli ebrei sono costretti o a cambiare religione oppure a lasciare il loro paese. Quindi a Venezia gli ebrei hanno sempre potuto fare le loro attività, non tutte, però soprattutto erano funzionali, lo sappiamo anche. Come nasce però un ghetto in una città così cosmopolita, così aperta, così illuminata? Nasce perché i veneziani vogliono attribuire a ciascuna delle nationes, come si chiamavano alla romana, cioè i popoli che vengono nella città, la possibilità di avere un luogo fisico dove stare. Pensiamo ad esempio all'isola di San Lazzaro degli Armeni,
ci sono degli armeni che fuggono dalla loro terra d'origine perché sono perseguitati dall'impero ottomano, e trovano un'isola, siamo all'inizio del 1700, e ancora oggi gran parte della cultura armena è conservata all'isola di San Lazzaro. Tutti i più importanti manoscritti armeni sono a San Lazzaro, non sono nella finalmente ricreata Repubblica Armena, perché lì sono stati completamente distrutti durante la prima guerra mondiale con i turchi. Il genocidio è stato il primo genocidio del Novecento. Conosco quello una degli nota armeni. scrittrice, siamo amici, che spesso è venuta qua a trovarci. Allora, però si è perso tutto questo e continuo a sentire gente che lascia questo splendido posto, e come diciamo sempre in Italia, soltanto chi non fa parte di questo splendido posto riesce poi a vederne lo splendore e la compra, l'acquista, la mangia. Ma io non credo che si sia perso, credo che la cifra distintiva dei veneziani, questa etnia che io mi sono inventata in modo un po' surreale e con molto affetto, rimane a dimostrare che l'apertura di Venezia continua ad essere anche l'apertura dei veneziani verso il mondo. Chi l'ha preceduta mi raccontava appunto di una specie di countdown negativo di tutte le persone che stanno lasciando Venezia. Cioè in una farmacia in Campo San Bortolo, proprio a Rialto. Questo è pazzesco però. Purtroppo... Cioè, perché tu avevi un gioiello invitato da tutto il mondo, e tuttora lo è, e tutti lo stanno abbandonando? Dove andremo a finire poi? Nella desertificazione? Adesso esagero logicamente, però... Quando ti arriva un imprenditore dall'estremo oriente nella tua attività commerciale, portandoti letteralmente, questo te lo raccontano gli imprenditori, una sporta di denaro corrente, c'è qualcuno che resiste ovviamente, ma qualcuno che deve anche, il periodo di crisi, sistemare i figli, perché con un appartamento a Venezia venduto si comprano 2 appartamenti in terraferma, ed è evidente che per il bene dei figli si fanno anche questi sacrifici, queste rinunce alla propria storia. Certo, una legislazione speciale per Venezia, come era stata pensata decenni fa, dovrebbe essere riproposta, non tanto perché Venezia debba essere mantenuta dallo Stato, ma perché effettivamente le condizioni oggettive in cui vive la gente comune, e io stessa non posso vivere a Venezia, non me lo posso permettere, non posso acquistare un appartamento oggi a prezzi del mercato, che è un mercato mondiale, perché un cinese, pur di avere uno strapuntino a Venezia, è disposto a pagare qualsiasi cifra, e quindi i veneziani devono fare i conti con questo, un po' come tutte le località turistiche, ma evidentemente Venezia è anche una città piccola che ha pochi spazi e poche possibilità. Allora, io le passo l'auricolare perché abbiamo un'altra sorpresa. Abbiamo al telefono Alberto Tosofei, scrittore di tantissimi libri importanti sulla storia di Venezia. Ve ne cito qualcuno: 101 tesori nascosti di Venezia, Venezia crocevia di storie, Misteri di Venezia, I segreti del Canal Grande, Shakespeare in Venice. Insomma, uno che ne dovrebbe sapere di mistero e di cultura veneziana. Vediamo se ci sente al telefono. Pronto? Mi sento benissimo, Emiliano, buonasera. Buonasera a Ciao tutti. Alberto, ci siamo promessi oggi di darci del tu, quindi faccio un po' l'amico di vecchia data. Grazie Alberto per aver accettato la telefonica con iReporter per te. Voglio capire, grazie ai tuoi libri e tramite i tuoi occhi, la tua Venezia. Cos'è Venezia per te e che cosa ci stiamo perdendo o cosa noi ciechi non vediamo? Prego. Allora, è chiaro che a partire dai titoli dei miei libri a me piace in qualche modo filtrare la storia importantissima e imprescindibile della città attraverso la lente del mistero. Mistero nel senso più ampio e lato possibile, no? E quindi le leggende di antichissima data, le storie della tradizione orale, aneddoti, curiosità, qualsiasi elemento che passando attraverso l'arcano ci sveli una porzione di storia della città. Ecco, questa è una lettura bellissima che si può dare di Venezia. Venezia è fatta di storie, anzi direi ahimè che oramai, essendo soprattutto le persone portatrici delle storie, stanno rimanendo quasi più le storie che le persone, e in effetti devo dire che oramai più di 20 anni fa
lo stimolo che mi fece iniziare a raccogliere queste storie, soprattutto quelle della tradizione orale. Io sono originario dell'isola di Murano. Quando ero bambino, e quindi insomma almeno 40 anni fa, era ancora in qualche modo, non dico facile, ma possibile, no? Sentirsi raccontare delle storie che non stavano scritte. Qual è quella che porti nel cuore, se posso? Allora, è una storia invernale di fantasmi con cui non voglio ammorbarvi questa sera. ce ne sono tantissime e di molto belle. Non so, per esempio, ecco, credo che non esista veneziano che da bambino, transitato per le sale del Museo di Storia Naturale, ovvero del Fondaco dei Turchi, non abbia sostato con il nonno davanti a un maestoso scheletro umano che è molto alto, e non si sia sentito dire che quello è lo scheletro del campanaro di San Marco, no? Uno degli ultimi campanari di San Marco. Ecco, raccontando questa storiella, che poi in realtà lui, secondo la leggenda, avrebbe venduto il suo scheletro a un vecchio professore che aveva una collezione naturalistica, e ancora oggi sarebbe lui a dare gli intocchi alla marangona di quelli di mezzanotte, no? La campana più grande, più sì, la più amata dai veneziani. E poi sceso dal campanile ritorna sui luoghi dove lui abitava, vicino a San Zanipo, a San Giovanni e Paolo, in Corte Bressana, chiedendo l'elemosina ai passanti. E appunto racconta, e finisce questa leggenda, lo scheletro del campanaro chiede soldi a chi incontra per poter ricomprare se stesso. Ora, questa piccolissima leggenda, nessuno di noi, credo, no? Penso che scientemente creda davvero che uno scheletro umano si metta a caracollare, no, lungo le cali della città. Però è una bellissima leggenda, e attraverso la leggenda noi possiamo dire che cos'era un fondaco, a cosa serviva, visto che il museo, no, oggi, quello che attualmente oggi è museo, è un fondaco. Possiamo raccontare del crollo del campanile nel 1902 e spiegare che la marangona fu l'unica, per fortuna, delle campane che si salvò, e che, sebbene poi rifusa, arrivò in città nel 1206, dopo la quarta crociata del 1204, e che già i documenti dell'epoca con cui arrivò ne parlano come di uno strumento antichissimo, e che quindi potrebbe, è quasi certo, insomma, essere ciò che rimane di una campana greco-bizantina del V, forse IV secolo. E quindi è uno strumento che ha 1500 anni, che suona a Venezia ancora tutti i giorni. Mi chiedo però, storie così, perché se non grazie a voi scrittori, non escano mai e si parli sempre da secoli di Casanova, dei piombi e sempre le solite cose, insomma? Ma non lo so, nel senso che io credo allora che sia il dramma e la dannazione di qualsiasi città d'arte o sotto i riflettori, ecco. Io credo che per la mole di persone che vengono a visitarla, una stragrande maggioranza è disattenta, e sarebbe disattenta ovunque, e si berrebbe ovunque qualsiasi cosa gli raccontassero, no? E una parte invece, peraltro significativa, insomma, ecco, di persone, di amanti davvero del viaggio, ecco, quindi non i turisti ma i viaggiatori, sì. Quelli che invece amano davvero conoscere i luoghi si soffermano e vanno un po' oltre. Io devo dire, nella mia esperienza, ecco, di veneziano, conosco moltissime persone che sono nate e vivono all'estero e che amano la città come se fosse la loro, e che ci tornano periodicamente, ecco. Non sono poche, per fortuna, ecco. Noi credo dovremmo favorire, ma insomma dico cose già dette, ecco, non è che sai... Alberto, io ti devo salutare perché siamo quasi in chiusura, e ora ti faccio una provocazione che sarà un po' una ferita, ti chiedo scusa anticipatamente. Fingi di essere un vinicultore, ok? Sì. E quindi abbiamo come vino Dannata, Venezia crocevia di storie, Misteri di Venezia, I segreti del Canal Grande e Shakespeare in Venice. Quale bottiglia devo scegliere per saperne veramente a fondo di Venezia? Misteri di Venezia. Ok, sai che te lo giuro, sapevo che rispondevi quello. Mannaggia, non ho... Misteri di Venezia è stagionato al punto giusto e non sa di tappo. Ok. Senti, io ti ringrazio, grazie per la partecipazione, e alla prossima, mi viene da dire, proprio qui di persona in studio, va bene? Va benissimo, grazie e buona serata intanto. Grazie, grazie a te. Eccoci qua, noi ringraziamo quindi ancora una volta Alberto Toso Fei, scrittore,
di un sacco veramente di libri importanti su Venezia. E qui accanto a me ce n'è un'altra, vi ricordo quindi Appunti di etnografia veneziana di Tiziana Agostini. Abbiamo finito la telefonica, può lasciare giù il... Sì, ok? certo. A volte rimane. Perché... Esatto. A volte rimane. Allora, io arrivo a Venezia e mi deve consigliare una cosa che per forza devo vedere, che non sia la solita cosa da cartolina. Dove mi mandi? La mando al Museo di Storia Naturale. Al Museo di Storia Naturale. Al Museo di Storia che Naturale, si trova? Al Fondaco dei Turchi. Ok, lo dico così lo ripetiamo. Così facciamo vedere che i turchi abitavano a Venezia, che non c'era bisogno di guerre e soprattutto che i veneziani non si sono dedicati solo all'arte, ma si sono dedicati anche alla ricerca etnografica, antropologica, naturalistica, e ci sono dei musei anche che parlano del passato attraverso una visione contemporanea. C'è da dire, stavo dicendo che come una coppia di amanti, veneziani e turchi se le sono date, si sono amati. Se le davano in pubblico, ma nel rapporto personale si sono aiutati molto. Come mai le veneziane, che in realtà sono state copiate dai turchi, quindi la famosa finestra, insomma, che si apre un pochino, dà la possibilità di vedere dall'alto al basso, ma tu non riesci a vedere chi ti sta sbirciando, sono diventate più famose come veneziane e non come, non lo so, le ottomane o le turche, non lo so? Beh, perché gli ottomani sono arrivati dopo dei veneziani. Potremmo dire che molto si è preso dal mondo arabo, che è precedente alla civiltà veneziana, quindi parliamo dei secoli precedenti al 1000. Ma l'intelligenza dei veneziani è sempre stata quella di prendersi il meglio del mondo e portarselo a casa. Con questo gusto la proprio... seta e le stoffe, grandi artisti anche in questo. Beh, noi abbiamo, davvero è pazzesco, noi beviamo una tazzina di caffè. Chi è che ha preso l'abitudine di bere il caffè a Venezia? Nei caffè si andava a discutere di politica, per esempio la cioccolata, gli occhiali. Si è appena chiusa una mostra sull'occhialeria, gli occhiali da sole li hanno inventato anche questi veneziani. Galileo Galilei, se non fosse stato a Venezia, non avrebbe avuto gli artigiani del vetro che gli facevano preparare il canocchiale. Quindi noi condividiamo con Padova questa doppia titolarità di Galileo, perché Galileo viveva a Venezia e insegnava tra Venezia e Padova era lo studio di Venezia. Ed era grande perché Venezia si preoccupava di dare tutto il peso e il valore alla cultura. E quindi... Signori, io mi rendo conto che in un'oretta di certo non riusciremo mai a finire e a esaudire, insomma, un discorso così ampio su una città patrimonio del mondo. Sì. Però ringrazio tutte le persone che sono state questa sera a nostra disposizione, vi assicuro che arrivavano da lontano. Posso lanciare un appello? Sì? Allora, l'appello è che chi vuole conoscere davvero Venezia deve andare in una delle società remiere e imparare a vogare alla veneta, perché così avrà una visione diversa dell'acqua. Certo, ma poi qui a Padova sono gli amici del Piovego che loro già portano avanti questo discorso. Quindi, e lì c'è ancora una bella venezianità che è fatta di persone, non fatta solo di pietre, che sono belle ma che ormai sono fredde. Grazie alla dottoressa Tiziana Agostini, filologa ed ex assessore alla cultura di Venezia, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato questa sera e soprattutto grazie a voi per averci seguito. Sappiate che non finisce qui, questa sera si parlerà purtroppo della chiusura della società del fallimento del Padova alle 21, quindi ci saranno un sacco di ospiti che diranno la loro, non perdetevi i nostri ospiti e l'argomento perché è veramente caldissimo. Tante veramente chicche per voi. Restate quindi sempre in nostra compagnia e io vi aspetto umilmente domani sera alle 19:15 con iReporter per te. Grazie a Claudio per la regia tecnica. Buonasera.